Buongiorno a tutti, io sono Stefano Rapisarda e insegno filologia romanza all'Università di Catania. Sono qui invitato dagli amici che mi hanno chiesto di tenere un paio di brevi conversazioni in materia di cultura storico-gastronomica della Sicilia, perché io mi sono occupato a lungo, tra altre cose, di ricettari e di testi di medicina medievale, all'interno dei quali, forse vi parrà strano, si trovavano normalmente in origine le più antiche ricette di preparazioni gastronomiche. Allora, teniamo presente che il genere ricettario di cucina che obbedisce oggi a delle regole molto precise, soprattutto per quanto riguarda la chiarezza espositiva, soprattutto per quanto riguarda l'uso preciso delle sequenze di azione e soprattutto l'uso preciso delle quantità. Nel mondo che diremmo antico, medievale e primo moderno era assolutamente ignoto. Ignoto nel senso di precisione e descrizione delle sequenze, delle procedure e soprattutto delle quantità. Diciamo che i ricettari di oggi sono ricettari scritti per essere trasmessi ad altri e dunque fatti in modo che siano comprensibili non soltanto a chi li ha messi per iscritto, ma a chiunque li prenda in mano, li legga e li esegua. Nel mondo classico, premoderno e antico e medievale erano essenzialmente dei memorandum scritti per se stessi, il che già costituisce un primo problema oggettivo, nel senso che non ci sono mai, fino a una certa data, le dosi. Dunque c'è una serie di preparazioni, ma non ci sono esattamente le dosi. Perché? Perché il cuoco le conosceva già, o andava a occhio, o andava sulla base dei suoi automatismi o sulla base dei suoi segreti. Fatto sta che non ci sono le quantità precise dei materiali. E questo è un problema in molti casi. Molto spesso le ricette risultano, a un lettore moderno, risultano piuttosto vaghe, ma sono preziose lo stesso. Per quale motivo? Perché in fondo ciò che ci incuriosisce in questo tipo di ricerca sulle culture alimentari sta nel fatto che cerchiamo di rispondere ad alcune semplici domande, sia che noi siamo storici generalisti, storici dell'alimentazione, possiamo avvicinarci da storici dell'agricoltura, possiamo avvicinarci da filologi, possiamo avvicinarci da storici della lingua, da una pluralità di approcci, ma alla fine la curiosità fondamentale è come si mangiava in una certa fase storica, nel tempo antico, come si mangiava in una certa determinata porzione di territorio, per esempio la Sicilia aragonese, quanto si mangiava come oggi, si mangiava di meno, si mangiava di più, con quale stile alimentare, e soprattutto con quali preparazioni, con quali prodotti, con quali stili di cottura. Intorno a questi argomenti dobbiamo dire che la novità è
lo studio di questi temi è relativamente recente, come tutto ciò che riguarda le preparazioni di cultura e le culture materiali. Diciamo subito che un certo tipo di storia che ha dominato per buona parte dell'Ottocento e degli inizi del Novecento dedicava maggiore attenzione alle dinamiche politiche, ai fatti, ai grandi fatti della storia, le battaglie, le sostituzioni di governo, i rapporti fra nazioni, e molta meno attenzione agli elementi materiali della vita, quelli che invece sono stati poi diciamo rilanciati intorno al 920 da una grande tradizione storica francese, la cosiddetta storiografia de Les Annales, la quale invece si è posta il problema della cosiddetta lunga durata, cioè di ciò che sta sotto, che scorre sotto l'apparente momento tumultuoso della storia dato dalla politica, dalle invasioni, dai dalle grandi battaglie. Sotto tutto questo in realtà nella vita quotidiana scorre un fiume, un flusso che attraversa le epoche con cambiamenti relativamente modesti e dei quali sostanzialmente fino a un secolo fa si sapeva abbastanza poco e vi si dedicava molta attenzione. Lo stesso discorso in fondo vale anche per la disciplina di cui io accademicamente mi occupo, cioè la filologia, nella quale essenzialmente alla quale l'attenzione dei filologi era data ai grandi testi delle identità nazionali, delle identità collettive, l'epica o dell'espressione del sé, dei sentimenti, per cui la lirica o le grandi narrazioni romanzesche, ma pochissima attenzione si dedicava, anzi proprio possiamo dire che si trascurava del tutto, a certi documenti materiali come la medicina, per esempio, le scienze che venivano giudicate una specie di raccolta, di accumulazione di superstizioni di scarso interesse o addirittura che conservavano i peggiori istinti dell'uomo medievale considerato irrazionale, primitivo, e dunque non erano meritevoli di nessun tipo di attenzione e di trattamento. Ora invece l'inversione si è verificata e nell'ultimo secolo, scusate, noi filologi ragioniamo, in generale gli umanisti ragionano per secoli, naturalmente un cultore di scienze esatte, naturali o cosiddette scienze dure normalmente ride di questo. Diciamo che i paradigmi nell'ambito scientifico cambiano così rapidamente che un articolo pubblicato 2 anni fa è già un articolo invecchiato. Da noi invece, tra gli umanisti, diciamo che la durata degli studi dei testi prodotti può essere anche molto più lunga, per cui niente di strano che io mi riferisca per esempio ad articoli pubblicati 50 anni fa o addirittura 100 anni fa. Certe raccolte di fonti rimangono ancora fondamentali, anche se prodotte a notevole distanza di tempo. Allora, dicevamo, per quanto riguarda la cultura del territorio siciliano, godiamo di una serie di fonti di un certo interesse. Parlo di fonti perché appunto io da filologo cerco
di rispondere alle domande che ci siamo posti in apertura, cioè chi mangia cosa si mangia, o dove si mangia o come si mangia, sulla base di testi scritti, che sono quelli che sono sicuramente i più difficili da trovare, ma sono quelli che però ci forniscono anche risposte certe o relativamente certe, no? Mentre tutto il resto è congetturale. Andare a trovare delle fonti scritte nelle quali si riporta un procedimento. Se io in una ricetta mi ritrovo per esempio una preparazione per la pasta di mandorla, lì c'è poco da congetturare. Se è un testo del 600 io posso trarre diciamo la assoluta o quasi assoluta certezza che in quel determinato territorio in quella certa data fosse nota già e utilizzata correntemente la pasta di mandorla. Il resto, diciamo, è congettura. Gli storici sono più portati per certi versi forse a un certo tipo di congettura, a meno che ovviamente non facciano scavi d'archivio, che invece per i filologi non sono solamente accessori, ma sono assolutamente fondamentali. E da questi si parte. Allora, per quanto riguarda la Sicilia, abbiamo una serie di interessanti fonti scritte. Ve le enumero piuttosto sbrigativamente, poi magari ci riserveremo delle letture più dettagliate che vadano al di là di questa introduzione. Allora, cominciamo col dire, per esempio, che in un manoscritto di Palermo la segnatura esatta magari forse non vi interessa, però ve la dico: Biblioteca Comunale di Palermo 2 QQD 122, è raccolto un piccolo corpus di ricette siciliane del 500. È la più antica attestazione gastronomica relativa appunto a ricette scritte in dialetto siciliano, parte anche in latino, come è normale in questi manoscritti, e sono incorporate, come consueto in questi casi, in un ricettario di preparazioni medicinali, in una farmacopea. Dentro questa farmacopea, in maniera piuttosto caotica, troviamo 10 ricette, delle quali adesso vi do lettura, almeno per quanto riguarda i titoli delle preparazioni. Allora, in maniera piuttosto caotica vi sono raccolte 10 ricette. La prima ricetta si chiama per fare olio. Io le grafie sono quelle cinquecentesche, per cui per esempio la parola che sto per citarvi voi magari non la riconoscereste, perché la ricetta recita: per fare olio di sagari, Saghary. Visto così magari non lo riconosciamo, però è la grafia più o meno variabile, più o meno oscillante, per indicare la zagara. Dunque la prima ricetta consiste nel ricetta per fare olio di zagara. La seconda ricetta dice per fare olio di gelsomino. La terza ricetta per fare pasta a zagari, cioè pasta di zagara. La quarta, ricetta per fare acqua rosa di 1 libra 100. Ricetta quinta, ricetta per fare li mortadelli. Ricetta sesta, ricetta a fare li cervellati, seu salsizzuni che durano tutto l'anno. Ricetta settima per fare buona cutugnata.
ricetta ottava per fare buona raspata, ricetta nona per fare cannelli virdi, sciroppo, pasta che sia tenera e cordialissima, e infine la 10ª ricetta per fare una raspata per bevere presto.